Interrogarsi sulle politiche del lavoro da attuare nel nostro paese con un occhio al sindacato europeo. Il lavoro e l'occupazione sono al centro delle proposte per i candidati al futuro governo del paese. A Mestre l'associazione Nord-Est Sud-Ovest ha messo a confronto politica, imprese e sindacati. CGIL e CISL e UIL hanno visioni diverse e unitarie in materia. Tra gli strumenti criticati l'alternanza scuola-lavoro. Il motivo anche di un impegno è questo, che devono essere declinate sia da livello nazionale che a livello territoriale tutte le politiche per il lavoro. Ma poi deve essere progetti che vanno monitorati e che vanno realizzati, altrimenti si porta solo sfiducia anche da parte delle persone che stiamo rappresentando e che stanno aspettando proprio qualcosa di particolare di rilancio, sia nei termini delle politiche attive e sia anche nei termini per esempio delle politiche anche passive, perché noi dobbiamo fare anche questo. Ed è un piano sostenibile? Sì. Ci siamo, con le leggi di stabilità siamo riusciti anche a introdurre degli elementi, adesso c'è il banco di prova che è praticamente trasformare in modo efficace ciò che è stato deciso e ciò che è stato anche previsto dal punto di vista finanziario con un riconoscimento economico di questo, e lo stanno aspettando sia i lavoratori ma anche le imprese. La nuova occupazione per la CGIL è precariato sottopagato senza tutele. Il problema è capire quanti di questi nuovi posti di lavoro hanno sostituito il vecchio lavoro a tempo indeterminato e capire come il tasso di sostituzione di questi lavori abbia comportato per i lavoratori e le lavoratrici italiane nuove tutele, nuovo lavoro e buon salario. Noi non siamo molto convinti che questo sia stato un tasso di sostituzione positivo. Il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza è un grande problema. Il reddito di cittadinanza apre la contraddizione sul valore nel nostro Paese della declinazione dell'articolo 39 della Costituzione, cioè della validità dei contratti nazionali di lavoro. Temiamo, lo dico con molta prudenza perché ne siamo completamente convinti, che il reddito di cittadinanza sostituirà definitivamente la contrattazione nazionale, che fondamentalmente non serve solo ad erogare salario alle persone, ai lavoratori e alle lavoratrici, ma serve per normare il lavoro nelle aziende. Evitare un effetto dumping attraverso una politica del lavoro omogenea in Europa e soprattutto lavorare meno e far lavorare tutti. Oggi dobbiamo dire, se vogliamo dare la possibilità ai giovani di introdursi nel mercato del lavoro attivo, c'è bisogno di ridurre l'orario di lavoro. Questo è possibile se a livello europeo e poi ovviamente a livello mondiale diamo la possibilità di una concertazione di riduzione dell'orario di lavoro, cioè lavorare tutti, lavorare meglio, minor lavoro per dare una possibilità anche a una maggiore attività della vita familiare e minor lavoro in azienda vuol dire anche maggiore salute. Però andare in pensione a 67 anni? Ma guardi, 67 anni ci sono alcune occupazioni, alcuni lavori che possono essere fatti, altri assolutamente no, lo stiamo dicendo da anni che un muratore, uno vicino all'alto forno non può lavorare, c'è da guardare con attenzione. Come sindacato italiano stiamo guardando questa cosa che è importantissima, perché vuol dire dare la possibilità di far uscire a chi ormai è saturo e far entrare i giovani all'interno del mercato del lavoro con cognizione di causa.